In Sardegna, un sottile filo lega la bellezza di borghi unici, incantati, con le loro chiese, le basiliche, i monumenti religiosi, alle storie di santi e beati, di miracoli, carità e devozione. È la Sardegna delle destinazioni religiose, con Luogo Santo, Galtellì, Dorgali, Orgosolo, Laconi, Gesturi e Sant'Antioco, quella che si apre ospitale per far riscoprire le bellezze e la spiritualità del tempo. Per informazioni, destinazionepellegrinaggiosardegna.it. Buongiorno a quanti ci stanno seguendo e benvenuti a questo webinar, a questa nuova forma di convegno virtuale, un po' obbligato dalle restrizioni sanitarie per via della pandemia, dedicato ad un nuovo capitolo del turismo religioso in Sardegna. Lo abbiamo sentito nella nostra sigla, da Luogo Santo a Sant'Antioco, passando per Galtellì, Dorgali, Orgosolo, Gesturi e Laconi, una sorta di nuova dorsale sarda nel segno dell'accoglienza, dell'ospitalità, della santità. Ne parleremo e già da questo momento ringrazio i nostri ospiti con, li dico un po' nell'ordine, così come li vedete nel nostro mosaico, così non ci disorientiamo più di tanto. Dall'alto Ornella D'Alessio, una delle, mi permetto di dirlo, giornalista, una delle massime esperte di turismo identitario e religioso, Giovanni Santoporcu, il sindaco di Galtellì, buongiorno anche a lei signor sindaco, e poi abbiamo Pietro Antonelli dell'Opera Romana Pellegrinaggi, responsabile proprio dell'area Pellegrinaggi, e poi nella fila centrale da sinistra il collega Giuseppe Deiana del gruppo editoriale Unione Sarda, Carlo Cefaloni del mensile Città Nuova il Movimento dei Focolari, Renato Tomasi, funzionario, praticamente colui che ha la delega dell'assessorato regionale al turismo sul turismo religioso. Poi nella fila in basso Luisa Pozzar, una collega che collabora con diverse testate, tra cui periodici del gruppo San Paolo. Al centro Roberta Rianna dell'agenzia Viaggi e poi Matteo Piga dell'agenzia Carta Bianca. In basso a chiudere vediamo già collegato il vescovo di Nuoro e presidente della conferenza episcopale Monsignor Antonello Mura, grazie per essere con noi, e poi ho un ultimo ospite che è arrivato in questo momento, dovrebbe essere Giuseppe Matarazzo di Avvenire. Buongiorno Giuseppe e grazie per essere con noi. Attivate tutti l'audio in basso a sinistra del vostro monitor, così rimaniamo tutti collegati. Allora andiamo velocemente, perché i tempi del web sono un po' anche i tempi della televisione, quindi dobbiamo essere molto veloci. Primo giro, sono i primi 4 contributi, ripeto a ciascuno di stare se possibile dentro i 4 minuti, sarete inquadrati a schermo pieno nel vostro intervento, poi quando riapparirà anche il mio volto vorrà dire che il tempo si sta esaurendo, quindi dovete andare un po' a chiusura. Aprirei questo primo giro con il sindaco di Galtellì, Giovanni Santoporcu. C'è anche un motivo, diciamo, storico, perché Galtellì, diciamo così, è stata la prima pietra miliare del cammino, del percorso del turismo religioso in Sardegna. Sono passati già tanti anni, tanti passi sono stati fatti. Allora, signor sindaco, Galtellì, insieme ad altri 6 borghi, eccellenze in Sardegna per ospitalità, accoglienza, ma anche per profonda religiosità. Questo progetto, le chiedo di attivare l'audio per cortesia, questo progetto Destinazioni di Sardegna, che cosa significa per voi come Galtellì e che cosa può significare per questi 7 borghi? Sì, buongiorno a tutti, grazie Paolo per essere qui con noi per coordinare questo importante lavoro. È un progetto che parte dal 2012, parte proprio da Galtellì, in quanto Galtellì è stato segnato in una maniera importante da un profondo lavoro fatto a suo tempo da Monsignor Alberti, colui che come da uomo di chiesa, da profondo studioso, ha sviscerato tutta la storia del Santissimo Crocifisso e ha tirato fuori la storia dei miracoli del Santissimo Crocifisso. Da qui l'iniziativa, grazie anche all'associazione Los Milagros, che è sorta subito dopo, di riempire un vuoto che allora in Sardegna già purtroppo esisteva. La Sardegna era una delle poche regioni che sul circuito del turismo religioso non perveniva niente al momento, benché le nostre comunità
fossero e sono oggi degli scrigni, sono delle comunità che hanno dei profondi valori di devozione, trasudano di una storia che per quanto riguarda Galtellì è stata anche sede di diocesi e di conseguenza anche il lavoro portato avanti dalle confraternite, dai gossos, dagli antichi canti che richiamano e rintronano all'interno delle nostre chiese, soprattutto adesso nei riti della Settimana Santa, sono valori che hanno sicuramente segnato le nostre comunità, ma che sono anche alla ricerca di tantissimi pellegrini che in Sardegna, ma non solo, ma in Italia e anche in Europa si muovono. Si parla di circa 70 milioni di persone che si muovono alla ricerca di questi valori. Da qui allora nasce l'idea appunto 2012-2013 di partire con questa progettualità, condividendola con questi comuni, Dorgali, Galtellì, Gestri, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e adesso anche Sant'Antioco. Se ci badate bene abbiamo proprio creato, come dicevi bene prima, una dorsale che parte dal nord Sardegna fino all'estremo sud, che in qualche modo incardina comuni e comunità che hanno profondi valori di religiosità, di spiritualità, ma non solo, perché ci sono anche bellezze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, che sono di contorno a quello che poi le nostre comunità hanno nei secoli dei secoli vissuto. Quindi, come capisci bene, è un prodotto che deve essere in qualche modo fatto rete, perché non può partire un singolo comune e lavorare. È un prodotto che parte dai territori. Non è un qualcosa di calato, è un qualcosa che noi viviamo ogni giorno all'interno delle nostre comunità, che sono fatte appunto di spirito, io dico a volte di memoria, anche l'immersione stessa nel paesaggio, che in qualche modo ti fa veramente assaporare questi antichi e profondi valori che sono racchiusi all'interno di queste mura antiche. Spesso e volentieri faccio riferimento ai luoghi sacri, abbiamo basiliche che parlano di circa 1000 anni di storia, con affreschi che richiamano attestamenti importanti e che in qualche modo comunque danno motivo all'interno di processi guidati anche da ottime visite guidate, guide turistiche, luoghi di accoglienza, ospitalità, è tutto un pacchetto che permette a un qualsiasi pellegrino nella sua semplicità, che sia singolo come stavamo dicendo prima o con la famiglia, possa godere di questi beni che sono all'interno di queste nostre comunità. Bene, grazie al sindaco di Galtellì, abbiamo sentito quanta passione c'è in questa progettualità che sta partendo e allora si è parlato di territori, andiamo subito dal vescovo di Nuoro e di Lanusei, Monsignore Antonello Mura, che è anche presidente, buongiorno Monsignore, della Conferenza Episcopale Sarda. Grazie per essere con noi. Sappiamo che fino a ieri era impegnato proprio con tutti i vescovi della Sardegna per una settimana, per un corso di esercizi. Ieri avete tenuto anche la vostra assemblea. Non so se avete parlato anche di turismo religioso, eventualmente glielo chiederemo dopo, però a lei invece voglio chiedere, ecco, questo ulteriore capitolo che si sta scrivendo con le destinazioni di pellegrinaggio che va a completare la proposta della Regione del turismo religioso, della rete dei cammini, quale può essere il ruolo dei territori, in questo caso delle diocesi della Sardegna, visto che uno dei valori, il valore aggiunto è comunque questa santità diffusa, questa fede diffusa? Grazie a te, grazie a tutti i presenti. Sì, intanto riprendo un discorso che ho fatto anche alla presenza del sindaco di Galtellì da poco a Nuoro, in un altro incontro, quella volta in presenza, qui era presente la regione e le comunità locali. Io ho fatto questo ragionamento che, ripeto, turismo, cultura e fede si incontrano necessariamente in Sardegna, in modo particolare, chiamiamoli versanti, chiamiamoli territori, e abbracciano davvero una realtà vasta. Mi sembra bello e importante, la Regione in questo senso fa un ottimo lavoro, che si possano collegare insieme turismo, cultura e fede. Però tenendo conto la diversità anche che ognuno di questi termini mantiene pur nel volerli riunire insieme. Lo dico per quanto riguarda soprattutto, almeno dal mio punto di vista, il ruolo delle diocesi. Ne abbiamo parlato, anticipo la tua domanda Paolo, ne abbiamo anche parlato ieri in conferenza.
E tutti ci siamo trovati d'accordo su una linea che avevamo poi già discusso anche precedentemente, cioè il ruolo della fede non è solo quello di dire in quel luogo ben preciso, in quel sentiero ben particolare e specificato, c'è un riferimento che si richiama alla fede, ma se io guardassi solo al passato e non tenessi presente come la fede oggi può essere trasmessa, farei anche dei percorsi, dei cammini, un itinerario che può sollecitare il turista verso la cultura e verso il turismo, ma non sempre lo sollecita per una formazione di fede, che è quello che credo sia giusto anche se chiamiamo in causa proprio il cammino di fede richiamare. Ho fatto notare altre volte, qualche volta anche le diocesi si ritrovano in queste stesure dei cammini a prendere atto di decisioni già prese dai territori, dai sindaci, dalla regione stessa, senza aver potuto partecipare con un apporto formativo che non dimentichi proprio questo collegamento tra turismo, cultura e fede. Quale può essere? Io ho fatto un esempio anche ieri con i vescovi, che ripeto. Talvolta noi mettiamo in questi percorsi quella chiesetta, quel riferimento ecclesiale. Lo mettiamo senza renderci conto se quella chiesetta magari sta cadendo, se quella chiesetta ha bisogno di interventi di restauro, di ristrutturazione. Lo facciamo senza tener conto che è necessario che ci sia un'animazione anche in quei luoghi, non semplicemente turistica, che indica un tragitto, ma anche che ricordi il senso che quel luogo ha in riferimento a un santo, in riferimento a un cammino che ha animato la santità della Sardegna. Ecco, qui io credo che le diocesi devono trovare uno spazio e credo che sia giusto chiederlo anche a chi organizza. Bene, questo è un tema molto importante, questo della formazione. Mi permetto eventualmente di ritornare, se avremo il tempo, con Renato Tomasi per ricordare anche il protocollo siglato tra Regione e Pontificia Facoltà Teologica 2 anni fa, che portò proprio ad un primo corso di formazione per guide religiose. Adesso andrei da Ornella D'Alessio, che io considero, ma credo che sia condiviso un po' da tutti, uno dei massimi esperti del tema che stiamo toccando, per chiederle il valore aggiunto di queste destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna, di questa dorsale. So che lei farà un breve excursus di questi di queste stelle che abbiamo in qualche modo evidenziato. Lo dico soprattutto per i colleghi delle testate nazionali, perché in questo modo, in questa brevissima sintesi, avranno modo di cogliere quello che è il valore aggiunto di questa proposta. Ornella, grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Ho ascoltato con grandissimo interesse gli interventi di chi mi ha preceduto e vorrei aggiungere, appunto, a beneficio dei colleghi, che la Sardegna è una terra generosa da ogni punto di vista, al punto che si sta aprendo anche nella sua intimità più profonda, la spiritualità, che è un tema così forte in quest'isola. E quindi questi primi 7 comuni si sono fatti fratelli e si sono aperti a tutti, ed è secondo me un passo importantissimo, perché la Sardegna rimane sempre una terra un po' misteriosa e in questo caso si apre nella sua intimità più profonda. Quindi è un itinerario che può partire sia da nord che da sud, ma può cominciare dal luogo santo con la Porta Santa, e quindi già un simbolo molto molto forte, e poi prosegue per Galtellì, che ha già molto ben descritto il sindaco, poi segue l'itinerario, va verso Dorgali, sempre in Barbagia, con la Beata Maria Gabriella Sagheddu, scende poi verso Orgosolo con la Beata Antonia Mesina, e poi Laconi con Sant'Ignazio, Gesturi dove c'è Beato Fra Nicola, e Sant'Antioco con il santo, appunto, Sant'Antioco. Penso però di poter testimoniare, più che le meraviglie di ognuno di questi territori, il senso che ho ricevuto visitandoli, un grande senso di
cioè una grande coscienza dei territori, tutte queste persone così entusiaste, così presenti e disponibili a condividere. Quindi si va in questi paesi e le persone sono liete di raccontare le storie, di raccontare le memorie, di raccontare la santità di questi luoghi. Questo secondo me è quel valore aggiunto, e per dirla con termini, ahimè, turistici che spero non troviate fuori luogo, ma un empowerment così forte per questi luoghi che sono così veri, così vicini a noi e così diversi, perché l'autenticità di questi territori è quello che colpisce chiunque li visiti, entrando nelle chiese, ma anche entrando nei negozi, passeggiando per strada. Si vedono queste persone così sentitamente devote. Mi sembra un'opportunità di visitare una Sardegna così diversa, così ricca, così nuova in questo momento di terribile smarrimento. La Sardegna è pronta a offrirsi nella sua intimità più profonda, la spiritualità, con questa dorsale, come è stata giustamente definita, che va dal nord al sud dell'isola. Io qui mi fermo e sono disponibile poi per le domande dei colleghi. Perfetto. Grazie Ornella, bravissima anche per restare bene nei tempi. Allora chiudiamo a questo primo giro con questi quattro contributi con Renato Tomasi, abbiamo detto dell'assessorato regionale al turismo, con una delega proprio al turismo religioso che ha curato sin dal 2012, ormai sono quasi 10 anni. Allora Renato, intanto poi te lo chiederò più avanti se questo progetto delle destinazioni di pellegrinaggio è un progetto aperto. Oggi sono 7, ma un domani potrebbero essere 8, 9, 10 e così via. Questo me lo dirai poi tu avanti. Mentre ti chiedo di inquadrarci questa nuova progettualità delle destinazioni di pellegrinaggio dentro la cornice del turismo religioso e quindi dentro questa ampia progettualità che la Regione sta portando avanti da 10 anni e sulla quale credo creda molto, scusando il bisticcio di parole, e stia investendo anche tanto. Renato. E così, buongiorno a tutti, un caro saluto a tutti i presenti. Con alcuni di voi ci siamo incontrati in diverse occasioni per parlare sul tema. Sì Paolo, diciamo è un progetto questo che, come diceva anche il sindaco di Valtellì, parte diversi anni fa, questo la dice lunga sull'importanza e anche la complessità del tema. Stiamo parlando del 2011-2012, quando di fatto la Regione Sardegna non ha calato alcun progetto dall'alto, ha solamente raccolto le sollecitazioni che il territorio offriva e lo ha fatto subito cercando di capire quale strada percorrere. È un tema nuovo, complesso, lo ha fatto da subito chiedendo, come dire, quasi una stretta collaborazione con l'Opera Romana Pellegrinaggi, Vero Pietro, e lo ha fatto in stretta sintonia cercando di acquisire anche in breve tempo tutte quelle, come dire, quelle nozioni, quelle esperienze che andavano calate su un territorio. Essendo un tema particolarmente complesso, la prima preoccupazione è stata quella di definire delle linee guida, delle regole, entro le quali far rientrare questa importante progettualità a tutela della qualità del tema. E questo, ripeto, l'ha fatto con l'Opera Romana Pellegrinaggi, con Monsignor Libera Andreata abbiamo fatto un grande lavoro, l'abbiamo fatto anche con la Segreteria di Stato del Vaticano, e qua condivido quanto diceva Sua Eccellenza Monsignor Mura, che è un progetto che deve andare di pari passo con la condivisione con le diocesi, e questa è la prima preoccupazione che la Regione sempre mette al primo piano. È un progetto che è nato un po' in punta di piedi, e quando è nato questo progetto la Regione ha fatto sostanzialmente una grande scommessa, che non è quello di aver promosso un nuovo prodotto, ma quello di aver avviato un nuovo percorso strategico che sostanzialmente la portava ad affrontare un nuovo tema, quello sostanzialmente della destagionalizzazione, la grande sfida di passare dal clamore delle spiagge, della
dell'alta stagione a quella di promuovere una Sardegna diversa, dentro un fil rouge, che è quello della spiritualità, della fede. E questo lo ha fatto subito mettendo sul campo uno strumento, serviva a noi regione, ma credo anche ai territori, per capire come posizionare le loro progettualità. Lo ha fatto introducendo, credo, una delle prime regioni a livello nazionale, Giuseppe potrà in questo senso anche correggermi, introdurre il registro dei cammini. È uno strumento che ci ha aiutato tanto. Con il registro dei cammini praticamente la regione ha dato subito delle indicazioni, dei parametri entro i quali le progettualità potevano essere proposte. Sostanzialmente questo registro prevede 3 aree di progettualità: i cammini, le destinazioni di pellegrinaggio, gli itinerari e i luoghi spirituali. In quest'ultima sezione, lo anticipo, c'è un grande progetto in essere, che è quello del percorso dei luoghi francescani in Sardegna, un progetto straordinario che ci porterà probabilmente a chiudere un po' la regia di questa progettualità. Quello delle destinazioni di pellegrinaggio è un progetto, e vado a chiudere questo primo intervento, sul quale la Regione sta investendo tantissimo, perché riteniamo possa essere un grande biglietto da visita per quell'idea di Sardegna che probabilmente siamo in grado ancora di offrire oltre il mare. Questo è un po' il primo messaggio che vorrei evidenziare, Paolo. Grazie Renato, devo dire un bravo a tutti e 4 i relatori che sono rimasti dentro i tempi e così ci consentono di aprire subito il dibattito alla platea dei colleghi e dei giornalisti presenti. Non prima però, ve lo avevo annunciato in sede di presentazione, possiamo presentarvi anche dei piccoli contributi filmati di qualcuno di questi 7 borghi, di qualcuna di queste 7 destinazioni. All'inizio, proprio per introdurre anche il dibattito con i colleghi, vi proponiamo questo breve passaggio col sindaco di Orgosolo che ci parla proprio della Beata Antonia Mesina. Può partire il contributo. Benvenuti a Orgosolo. Orgosolo ha una Beata, Antonia Mesina, per cui insomma stiamo cercando di valorizzare sia la figura religiosa, sia la figura, tutto ciò che riguarda il turismo legato alla religione. Stiamo lavorando su questo, quindi intanto su un'infrastruttura dedicata a lei, che riguarda una cappella proprio per la Beata, dove c'è stato il martirio. Poi c'è tutto un altro percorso legato sempre al turismo religioso che riguarda le chiese campestri e che riguarda anche le chiese all'interno del paese, che sono 7. E quindi insomma abbiamo cercato di legare tutto ciò che è religioso intorno poi alla fine alla Beata. Lo accennava il sindaco di Galtellì in apertura, il secondo contributo che vi proponiamo è relativo, non poteva che essere a Sant'Antioco, non fosse altro perché è patrono della Sardegna, e allora anche qui un breve contributo con il sindaco di Sant'Antioco. Poi l'unica catacomba di Sardegna dedicata appunto al culto di Antioco, la cripta del Santo Martire, che si trova sotto la basilica, una basilica romanica dell'VIII secolo. È una meraviglia appunto culturale, archeologica, ma anche una particolarità perché tutto il colle di Montegresia è assolutamente tutto scavato di tombe appunto fenicie puniche, che sono state poi utilizzate nell'epoca cristiana come rifugi oppure come luoghi di culto. Antioco pregava all'interno di questi cunicoli, di queste catacombe, che appunto sono le uniche, e assolutamente il cuore della cristianità sarda. Qui nasce fortemente il culto della Sacra Romana Chiesa che Antioco ha potuto sviluppare poi in tutta la Sardegna. Tutti i devoti da tutta la Sardegna, quando la Sardegna ancora era poca cosa rispetto a oggi e l'isola di Sant'Antioco era sostanzialmente spopolata, venivano qui per venerare e celebrare questo santo martire, protomartire della Chiesa, e da lui appunto nasce poi quella Sant'Antioco moderna che oggi, che oggi conosciamo. Quindi un patrimonio di fede, di culto, di
di cultura, ma anche di grandissime e bellissime ricchezze naturali, di spiagge, di coste, di falesie, un continente unico in un'isola che ha 100 km di coste, quarta isola del Mediterraneo, che è veramente un tesoro tutto da scoprire in tutte le stagioni dell'anno. Bene, entriamo nella seconda parte del nostro webinar, quindi apriamo adesso alla platea dei nostri colleghi. L'abbiamo voluto fare con questi due contributi che ci hanno introdotto anche da un punto di vista visivo a quello che è il tema del nostro webinar. Io farei in questo modo, farei un primo giro molto veloce con tutti i colleghi, se hanno domande, se hanno in qualche modo delle sottolineature, se vogliono portare delle loro esperienze, e allora direi che chiediamo a tutti la massima brevità nella domanda, e se ci sono delle risposte da parte dei nostri relatori basta che con un cenno della mano ce lo segnalino, e così evitiamo di accavallarci. Allora io partirei da Giuseppe Matarazzo di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, quale attenzione, quale valore aggiunto può avere la Sardegna con questa progettualità delle destinazioni di pellegrinaggio? Questa terra che è stato detto così misteriosa, ma anche terra di santi e terra di cammini. Come voi, ecco, come quotidiano potete in qualche modo supportare questa progettualità della Sardegna? Intanto chiedere alla regia di correggere, scusami Giuseppe, di correggere il nome, manca una S nel tuo nome, scusaci, non preoccuparti. Allora, no, io l'ho scritto giusto, ok. Allora. Pensavo di aver sbagliato io. No, va bene, non è un problema. Intanto un saluto a tutti, vedo anche dei colleghi che ci conosciamo, Renato, abbiamo avuto Ornella, abbiamo avuto modo, devo dire, di percorrere insieme anche un cammino di discussione e di ragionamento proprio sul turismo religioso, con i simposi che la Conferenza Episcopale Italiana e l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo hanno organizzato in questi anni. Poi ci siamo fermati come si è fermato praticamente il mondo, però si è iniziato un ragionamento assolutamente interessante per un nuovo modo di concepire il turismo anche religioso, perché nel tempo in realtà il turismo religioso e i pellegrinaggi sono stati connotati in una maniera particolare, anche noiosa o definita proprio in alcuni ambiti. Invece ci si è resi conto negli ultimi anni come in effetti tutto il territorio può parlare e raccontare diverse anime e diversi aspetti dello stesso territorio. Non necessariamente bisogna fare un viaggio spirituale, un pellegrinaggio ad hoc, ma sempre di più scopriamo come in realtà un territorio può offrire tante cose e possiamo permetterci di fare un viaggio di destinazione e avere la possibilità di scoprire la gastronomia, ma scoprire anche una dimensione spirituale e un cammino che ci porta anche non solo a godere della bellezza esteriore ma anche dell'anima. No? C'è questo miscuglio sicuramente di questo arricchimento di un turismo diverso che abbiamo definito poi nel nostro percorso, anche Don Jonathan De Marco che guida l'ufficio, un turismo conviviale. No? Quindi secondo me è una dimensione nuova, bella, che ha citato anche Monsignor Mura, che è quella appunto di avere delle bellezze che però devono anche animarsi. Ha usato, mi pare, proprio questo termine. Quindi la mia domanda poi, se posso fare, è quali tipo di servizi avete pensato per promuovere poi questo stile nuovo diciamo, di fare turismo in Sardegna? Bene, gireremo subito questa domanda poi eventualmente a Renato Tommasi, credo della Regione, ma anche a Monsignor Mura, se le diocesi stanno pensando a qualche servizio in particolare. Però io vorrei, se rimani con noi Giuseppe, passare a Pietro Antonelli dell'Opera Romana Pellegrinaggi, perché a lui chiederei, lo accennava proprio adesso il collega di Avvenire, ecco, come è cambiato allora a questo punto il concetto di pellegrinaggio e quindi di conseguenza anche le destinazioni di pellegrinaggio come devono a questo punto adeguarsi. Andrei da Pietro Antonelli dell'Opera Romana Pellegrinaggio, eccolo, allora come è cambiato? Buongiorno a tutti, prima di tutto permettimi di fare i complimenti di questa bellissima iniziativa.
e dire anche che la Sardegna è avanti a tante altre regioni d'Italia. E questa collaborazione tra realtà ecclesiali e realtà civile è sicuramente un esempio che tanti altri territori devono iniziare a seguire. Io mi collego a quello che ha detto Giuseppe, perché è completamente vera questa tesi. Il mondo del pellegrinaggio sta cambiando, non è che sta cambiando solo il pellegrinaggio, sta cambiando la Chiesa, sta cambiando la società. E io, mentre voi parlavate, comunque mi tornava in mente il versetto, il paragrafo 27 di Evangelii Gaudium di Papa Francesco, dove il Papa chiede a noi Chiesa una scelta comunque missionaria, un rivedere anche i nostri modelli consolidati. Ecco, il modello consolidato del pellegrinaggio, ce lo dobbiamo dire senza troppa paura, è un modello che va cambiando. Il pellegrinaggio che proponeva Opera Romana Pellegrinaggi fino a qualche anno fa era un pellegrinaggio, un'esperienza dove si prendeva un gruppo di persone e si portava in un determinato luogo, in un santuario o in un determinato territorio, per far fare un'esperienza particolare. Era tutto vero, però poteva essere anche un grande spettacolo dove non c'era nulla lasciato al caso. Oggi non è più così. Oggi le persone vanno in cerca di quello che desiderano anche da soli. Qual è la sfida per noi Chiesa? Far trovare a tutti quello che cercano. Questo è quello che il Papa ci dice al versetto 27. Rivediamo i nostri modi. Se una regione lavora per una destinazione di pellegrinaggio, noi come Chiesa ci dobbiamo interrogare e dobbiamo dire: bene, a quel pellegrino che arriva, a quel turista che arriva, cosa io voglio lasciare? Come posso gettare un seme perché poi dopo lo Spirito Santo agisca e questo seme possa germinare. Tutto questo ha una parte completamente attiva oggi all'interno molto più, se vogliamo, di quello che poteva succedere fino a qualche anno fa. Io ho spesso negli incontri con la CEI che prima Giuseppe citava, molto spesso ci siamo trovati a dire tutti insieme: questo turismo è evangelizzazione. Questo turismo può diventare evangelizzazione per le persone che possono arrivare al territorio. Grazie Pietro. Credo che ci siano spazi adesso ad una brevissima replica. Io vorrei coinvolgere subito Monsignor Mura e poi Renato Tomasi, perché sono stati toccati dei punti che riguardano il ruolo della diocesi, della Chiesa locale e il ruolo della Regione per quanto riguarda la risposta a questa nuova progettualità. Allora, una breve replica, Monsignor Mura e Renato Tomasi, un minuto e mezza, perché diamo poi parola anche agli altri colleghi. Monsignor Mura. Sì, grazie. La sollecitazione l'accolgo, soprattutto in riferimento, tu lo dicevi prima, un accordo con la Facoltà di Teologia aveva messo in atto delle figure di animatori all'interno dei territori. Io, come diceva anche il dottor Tommasi l'altro giorno, recupererei o comunque amplierei queste figure che possono essere contemporaneamente accoglienza e formazione nei luoghi che noi destiniamo poi ad essere punti di incontro. Non tutti quelli che fanno i cammini religiosi credono, questo è naturale, ma chiunque fa un cammino religioso in senso ampio ha necessità, se non di avere sensibilità di fede, almeno di conoscere la storia della fede, che sono due cose che si possono poi incontrare, ma l'una ha bisogno dell'altra. Certo. Ok, Renato, anche a te chiedo un minuto di replica, perché poi diamo parola anche agli altri colleghi e vorrei fare anche un altro giro col sindaco di Galtellì e con Ornella D'Alessio. A te Renato, un minuto.
Grazie. Velocissimo per rispondere un po' alla domanda, che è un po' anche la nostra più grande preoccupazione, la domanda di Giuseppe. Quali servizi? Allora, noi stiamo praticamente lavorando nella direzione di costruire dei modelli che funzionino anche da un punto di vista più prettamente turistico. Il caso della fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara, un caso ormai noto, lo vediamo ogni giorno quanto sta crescendo e quali sono le principali preoccupazioni che la Fondazione si pone, che è quella di dare risposte ai pellegrini, ai turisti e agli ospiti. Allora, qua di fronte alla rete di destinazione di pellegrinaggio, per dare anche qualche numero, ci troviamo di fronte a 7 gioielli, a 7 borghi, che di fatto sono già sul mercato. Il lavoro che dobbiamo fare, che si sta facendo in questi anni e che già sta producendo dei risultati interessanti, è di mettere a sistema queste sette realtà, questi 7 gioielli. Stiamo parlando in sostanza, se togliamo Dorgali, di 1000 posti letto a disposizione, e non sono pochi. Galtellini nel giro di questi ultimi anni è passata, mi corregge Giovanni, da 20 posti letto quando è iniziato questo progetto a 200 posti letto, e così un po' Laconi Gestori, Laconi con 200 posti letto. È tutta una serie di servizi che allo stato attuale la Fondazione, che andrà a costituirsi nei prossimi giorni, sta già mettendo sul campo, che è quella di curare un'offerta in maniera organica, unitaria, con tutto un programma strategico di posizionamento, chiamiamolo pure di mercato. Quindi a oggi la Regione può vantare 2 grandi gioielli. Chiudo: Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e la rete di destinazione di pellegrinaggio, che non è un prodotto che deve essere posizionato, ma possiamo dire che è già sul mercato. Benissimo, grazie Renato. Io proseguirei allora con i nostri colleghi, ancora abbiano un po' di pazienza, Giuseppe Deiana e Matteo Piga, che sono di casa. Qui darei ancora la precedenza a chi ha uno sguardo un po' nazionale su questo tema. Andrei subito da Carlo Cefaloni di Città Nuova, che come ho ricordato è il mensile del Movimento dei Focolari, e poi sentiremo anche gli altri. Ecco, perché da voi abbiamo bisogno di capire come vedete questa proposta, questa progettualità, ed eventualmente in che modo, ecco, anche la stampa nazionale può supportare questo disegno, questa progettualità. Carlo. Grazie dell'invito Paolo e grazie a tutti. Io quello che voglio mettere in evidenza è stata l'approccio con l'isola. L'isola al centro del mondo, voglio dire, questo senso di stupore nei confronti perlomeno da parte mia, di una scoperta, voglio dire, tardiva di quello che è la bellezza della realtà della Sardegna. E dal punto di vista del turismo, io direi che non lo metterei come turismo religioso, come un aspetto di nicchia, lo metterei all'interno di quello che è una ricerca di senso. E una ricerca di senso vuol dire soprattutto dare opportunità di un cammino che sia incontro con le persone, incontro con le realtà vive. E noi abbiamo dato molto spazio perché è un fatto reale, concreto, che è quello lì della resistenza di un pezzo di società civile nei confronti di una logica di un'economia di guerra, cioè legato alla questione del sulcis ecclesiente, della presenza della fabbrica che produce bombe, e che abbiamo messo in evidenza, per esempio, che il Cammino Minerario di Santa Barbara, l'alternativa di un'economia che mette al centro la persona, ha di per sé una espressione evidente, no? In quello che è la dignità e quello che è la sacralità di un luogo, perché c'è un approccio di un turismo che abbiamo conosciuto nei confronti dell'isola, che è un approccio di carattere di colonizzazione, un approccio violento, l'approccio del turismo milionario che è aperto. Quindi io dico che c'è, come dire, la possibilità di mettere in evidenza un'economia altra, una capacità di rapporto diverso, e quindi in questo senso penso che il problema serio è quello del lockdown, cioè noi siamo di per sé bloccati in questo momento e quindi è qualcosa che ci limita. Quindi dobbiamo dare come opportunità di un approccio che sia lento, soave, che sia accessibile a tutti, che sia un turismo di popolo, cioè un incontro di popolo, un incontro di persone, di gente, di volti.
Grazie Carlo, poi naturalmente daremo ampio spazio di replica ai nostri relatori. Vado adesso da Luisa Pozzar, giornalista, collega freelance, ma anche collaboratrice di molti periodici del gruppo San Paolo. Famiglia Cristiana è sempre stata molto attenta al tema dei cammini, al tema del turismo lento, del turismo religioso. Ecco, chiedo anche a te, ecco, che cosa può rappresentare questa progettualità che già si inserisce, come dicevamo, e già è sul mercato, questa rete, questa dorsale che unisce 7 destinazioni di pellegrinaggio. Luisa. Grazie dell'invito, sono molto felice di essere qui con tutti voi, un saluto a tutti i colleghi. Allora, dunque io faccio una premessa importante perché essendo una freelance, quindi una collaboratrice esterna, non posso parlare ovviamente a nome del gruppo dei periodici. Ecco, volevo specificarlo perché insomma, mi sembrava opportuno. Quello che posso dire è che sì, sicuramente Famiglia Cristiana si è sempre occupata di cammini, di pellegrinaggi, ma anche la rivista Credere, no? Lo fa attraverso la sezione dedicata agli itinerari. Mentre ascoltavo i vari interventi e anche guardavo così i contributi video, diciamo che mi sono sorte due suggestioni, chiamiamole così. Da una parte mi veniva da pensare, visto che è un'esperienza che ho vissuto, e tra l'altro l'ho vissuta insieme ad Ornella D'Alessio, quindi anche lei se la ricorderà bene, mi è saltata agli occhi una visione possibile per questo tipo di progettualità, che è quella dei parchi culturali ecclesiali, che esistono già nel Capo di Leuca, ma anche in altre zone d'Italia, magari non ancora completamente sviluppati, però diciamo da questa fratellanza tra comuni mi sembrava di cogliere un'opportunità in questo senso e quindi mi chiedevo se nelle prospettive che la Regione ma anche le diocesi della Sardegna si sono messe davanti per il futuro è stata considerata questa possibilità. Una possibilità che va nella direzione un po' anche ricordata dal collega Carlo Cefaloni, che è quella di così, veicolare questo incontro di volti e non semplicemente di luoghi. Un po' quello che ha a che fare un po' con la convivialità delle differenze che Don Tonino Bello così, aveva molto a cuore. Esatto. Quindi questa cosa, e poi dall'altra parte mi veniva da chiedere quanto all'interno delle comunità dei singoli comuni, ma anche all'interno di questa comunità fatta da tutti questi comuni, ci sia una presenza di giovani, anche in termini di possibilità di sviluppo di piccole attività come start-up o altre piccole attività economiche, anche di ospitalità, bed and breakfast, eccetera, che possono diventare anche una sorta di ponte intergenerazionale che credo nel turismo religioso, proprio perché si tratta di trasmettere una tradizione di fede e di valori, credo sia molto molto importante. Grazie Luisa, due rilievi che gireremo nelle repliche a Monsignor Mura di sicuro per quanto riguarda l'esperienza dei parchi culturali ecclesiali, che cosa si può fare nelle nostre diocesi. Andrei a completare questa visione che ho detto un po' panoramica nazionale con Roberta Rianna di Agenzia Viaggi. Naturalmente Roberta, tu da un punto di vista più specifico, più settoriale, ecco, come vedi queste destinazioni di pellegrinaggio? La Sardegna può davvero candidarsi a isola di santità, di cammini, isola di destinazione? Allora, salve a tutti e grazie. Dicevo in privato ad Ornella, che conosco da tempo, che parlare di Sardegna per me è tornare a casa, perché ho vissuto a Cagliari per 3 anni e quindi conosco la profonda intimità spiritualità della Sardegna, che va anche oltre la religione, è proprio un qualcosa che appartiene al popolo sardo, quello che io chiamo popolo sardo. E quindi mi sono affacciata a questo modo di essere, a questo modo di vivere, l'ho amato tanto e quindi sono felice di essere qui con voi.
A parte questo aspetto, diciamo, sentimentale, c'è un aspetto tecnico, perché dirigo un giornale che si chiama l'Agenzia di Viaggi, che esiste da quasi 55 anni e si occupa di industria turistica. I nostri lettori sono le agenzie di viaggi, i tour operator e via dicendo. Quindi il mio approccio è abbastanza tecnico e schietto. Vorrei sottolineare questa cosa, che nella mia esperienza all'agenzia di viaggio di ormai 20 anni, cioè quello che passa comunque al grande pubblico attraverso le agenzie tour operator è la Sardegna mare. Al di là di poche dell'autunno in Barbagia, di grandi importanti iniziative, delle miniere, iniziative promozionali di circuiti culturali, però quello che fa business, che fa gola ai tour operator e alle agenzie resta la Sardegna mare. E questa credo che sia la grande sfida per gli assessorati, per le reti di impresa e per chiunque opera sul territorio. Altra sfida è sicuramente, almeno a meno che non sia cambiato qualcosa nell'ultimo periodo, quello dei trasporti da un comune all'altro. Oltre che quelli in e out dall'isola al continente, che in questo momento ovviamente sono, non dico congelati, ma raffreddati come un po' tutti i trasporti per via del Covid. Però un'iniziativa meravigliosa come questa ha di fronte delle grandi sfide. Poi vorrei fare una domanda e chiudo poi. La domanda è se esistono già dei pacchetti chiusi, vendibili anche tramite agenzie, cioè se c'è un gruppo di pellegrini che vuole comprare, un gruppo precostituito, un pacchetto di viaggio nei comuni di pellegrinaggio della Sardegna, se può farlo già e in che modo. Grazie, molto interessante anche questo aspetto, molto pratico. Allora, io direi, siccome vado anche a dare uno sguardo sempre al nostro orologio, siamo nei tempi, però allora, prima di dare e di fare un giro con Giovanni Santoporco, Monsignor Mura, Ornella D'Alessio e Renato Tomasi, vorrei sentire adesso anche i nostri due colleghi isolani, e cioè Giuseppe Deiana e Matteo Piga. Allora, Giuseppe, ti vorrei subito coinvolgere anche perché tu hai un'esperienza di camminatore e quindi questo tema lo vivi anche in prima persona, hai condiviso alcune esperienze importanti con degli amici che hanno anche testimoniato anche sui nostri mezzi di comunicazione la loro esperienza. Certo. Allora, adesso che hai un quadro di quello che è stato il nostro incontro, hai qualcosa, hai qualche riserva, hai qualche sottolineatura, hai qualche proposta? Sì, io vi racconto brevemente quella che è stata la mia esperienza di cammino, nel senso che insomma io sono appassionato di trekking e unito questo anche alla fede, che insomma non è che sia altalenante, ma la pratica magari lo è un po'. E mi ha permesso insomma di mantenere invece un approccio più forte con la mia fede, il cammino. Ho fatto delle esperienze di cammino soprattutto per esempio l'anno scorso con due testimonial d'eccezione. Uno si chiama Francesco Calledda, ha 83 anni, credo che nella sua vita abbia percorso forse 30 volte il giro del mondo a piedi, nel senso che lui fa dai 15 ai 20.000 chilometri all'anno, credo, una cosa del genere. Alla sua età ha fatto 70 o più volte il cammino di San Francesco da Nuoro, che Monsignor Mura sa bene, conosce bene, da Nuoro a San Francesco. È un testimonial veramente d'eccezione, e con lui ho percorso una parte del cammino che lui ha fatto l'anno scorso per unire quelle che sono state due feste, appunto due momenti molto importanti di devozione della Sardegna, cioè il cammino di Sant'Efisio e quello di San Francesco, camminando appunto da Pula sino a Lula a piedi, unendo tante destinazioni, tra cui anche alcune che sono comprese in questo progetto, come penso a Gesturi, a Laconi, e quindi attraversando proprio la Sardegna. Devo dire che tutto quello che è stato detto lo condivido, e soprattutto
credo che l'isola abbia dei momenti e delle possibilità straordinarie di mettere insieme intimità, religiosità, fede, tradizioni e quant'altro. Quello che dico, e mi riallaccio un po' al discorso che faceva Monsignor Mura, che tra l'altro insomma io da nuorese con origini ogliastrini considero chiaramente il mio vescovo, posso dire che è molto importante quello che diceva sullo stato anche dei luoghi. Il percorso che abbiamo fatto invece quest'estate con anche Antonello Menne, che era il cammino da Milano a Bonaria, era un cammino nel segno anche della fede mariana, e quindi siamo passati anche attraverso delle chiese campestri, come per esempio penso a quella dell'Annunziata vicino a Bitti, dove è straordinario ritrovarsi e fermarsi poi durante il pellegrinaggio. Se questa progettualità può essere anche l'occasione di valorizzare questi luoghi, credo che sia un'ottima cosa per la nostra isola. Benissimo, grazie Giuseppe. Adesso concludiamo con Matteo Piga dell'agenzia Carta Bianca. Matteo, anche a te un minuto per una riflessione ed eventualmente una domanda, e poi chiudiamo questo webinar con i nostri ospiti, dando un po' più di tempo anche per le repliche. A te Matteo. Grazie, un saluto a tutti quanti. Io insomma condivido la bontà di questo progetto, anche perché mi ci sono avvicinato qualche anno fa per l'esigenza lavorativa, dover fare un reportage insomma sulla rivista Bell'Italia, e quindi mi è capitato di approfondire il percorso. Allora mancava ancora Sant'Antioco, che poi si è aggiunto. Scoprire questi percorsi in questo modo, cioè avvicinandosi all'interno, permette di capire veramente come sono le comunità. Io credo che questo debba essere un punto importante, cioè cercare di farlo arrivare un po' a tutti. E qua ci metto dentro un po' il nostro lavoro, che è quello della stampa, di dover approfondire, perché ecco, credo che il lavoro che viene fatto dalle comunità, se poi viene raccontato bene, per le esperienze che si fanno, ripeto, in prima persona mi è capitato approfondendo, allora si riesce anche a fare quello che un po' la collega Arianna diceva, cioè far arrivare fuori ancora meglio insomma queste esperienze. Quindi credo che tutti quanti dobbiamo essere coinvolti. C'è tanto da fare, io credo, tanto da migliorare, perché gli stessi appunti che venivano fatti insomma sulla necessità dei collegamenti, sulla necessità nostra insomma di far arrivare l'immagine, di creare i pacchetti, la destagionalizzazione, ecco, sono tutte questioni che sono fondamentali, e quindi io credo che questo lavoro sia solo all'inizio, servirà ancora molto da fare, ma credo che il messaggio che viene dato oggi, che verrà poi approfondito, sia quello decisivo, insomma, per trasmettere questi cammini che, ripeto, c'è tanto all'interno, la spiritualità è la prima cosa, però poi anche entrare in quei luoghi si respira tutto, si respira la natura, si respira la storia, e quindi ecco, trovare anche una formula per raccontare al meglio queste esperienze, io credo che diventerà sempre più determinante. Ecco. Bene, grazie a Matteo. Abbiamo concluso questo giro con tutti i nostri ospiti colleghi. Allora, prima di una replica finale, dove diamo 2 minuti a ciascun relatore, ancora un breve contributo filmato, questa volta dedicato a Dorgali e alla Beata Maria Gabriella Sagheddu. Lo possiamo vedere insieme. L'adesione del Comune di Dorgali ai percorsi religiosi è un'opportunità di crescita ulteriore per tutto il territorio, ed esprime naturalmente un'ulteriore offerta che si aggiunge già a quella ampiamente ricca che il territorio esprime. Vediamo che il territorio di Dorgali da sempre, storicamente, è caratterizzato dalla presenza sul territorio delle chiesette campestri. Abbiamo ad esempio la chiesetta del Buon Cammino, che si trova sulla linea di congiunzione tra Cagliari e Olbia,
che è una chiesetta dedicata alla Madonna del Viaggiatore, che protegge i viaggiatori, quindi da sempre Dorgali è un luogo di passaggio, da sempre Dorgali è un luogo di pellegrinaggio, ancora di più oggi legato al pellegrinaggio per la Beata Maria Gabriella, che onora il paese con la sua presenza presso la cripta della chiesa di Santa Caterina e che attira ogni anno numerose persone che gli sono devote. Nell'ambito di quello che è naturalmente il progetto che è legato ai percorsi religiosi, chiaramente ognuno di questi percorsi, ognuna di queste locazioni in cui sono presenti le varie chiese campestri ad esempio, saranno dotate di segnaletica che consentirà a tutti coloro che le visitano di avere tramite un pannello con QR code tutte le informazioni che saranno necessarie per poter conoscere appieno il luogo che visitano e avere ulteriori informazioni anche su quello che è tutto ciò che li circonda. Bene, siamo arrivati alla parte conclusiva del nostro webinar. Sono tanti i temi emersi dagli interventi dei nostri colleghi, dai parchi culturali ecclesiali al problema dei giovani, della formazione, anche dalla possibilità di occupazione, quindi di start-up, di vere e proprie imprese dedicate a questo. E poi la sfida naturalmente dei trasporti, abbiamo parlato anche di pacchetti, di queste che uniscano questa dorsale sarda della spiritualità. Tutti temi che adesso chiedo ai 4 relatori in 2 minuti di replica di affrontare. Inizierei dal sindaco di Galtellì, Giovanni Santoporco. Allora, siamo diciamo così, in un momento di sintesi. Che cosa ci può dire, sindaco? Guardi, quello che posso dire è che è una scommessa. Condivido tanto di quello che è stato detto dagli intervenuti. Condivido molto il discorso anche fatto dalla Romana Pellegrini, dove il fatto di vivere l'esperienza del cammino, di visitare un luogo di destinazione, come ha detto Papa Francesco, ci dobbiamo adeguare ad ascoltare la richiesta. Io sinceramente il cammino oggi lo vivo come anche un discorso di famiglia. Ho assistito a tanti relatori dove spesso i nostri ritmi di vita ci portano anche a essere molte volte lontani dalle nostre famiglie. Il fatto di vivere un cammino in famiglia è la prossima scommessa del prossimo futuro, nel senso che la famiglia, insieme quindi papà, mamma e i bambini, percorrere un sentiero, percorrere un luogo di destinazione, vivere un luogo di destinazione, vivere una comunità, è quanto di più ricreativo, che tende in qualche modo a rinsaldare questi rapporti che a volte, ripeto, anche i ritmi della vita, e questi lo dicono psicologi, sociologi, serve anche in quella dimensione. Vivere l'aspetto culinario, l'aspetto anche gastronomico, ambientale, fruire di questi ambienti è un modo per in qualche modo restaurare l'anima, restaurare la persona stessa. Quindi in qualche modo si collabora insieme a irrobustire il modo di essere delle persone, il nostro modo di essere, che siamo comunque sempre e comunque delle comunità in continuo fermento. Noi siamo in grado, ecco, di fornire tutti questi servizi e di metterli, perché appunto grazie a guide turistiche, come diceva Sua Eccellenza, che già le abbiamo, e anche nel carattere religioso, formate anche da quel punto di vista, guide ambientali, un tutt'uno da fondersi per mettere poi in un paniere e offrire di conseguenza una possibilità di riscatto anche a tantissime altre comunità che non hanno le industrie, ma hanno tantissimo altro. Questo secondo me è un segmento che può dare importanti risposte alle nostre comunità. Grazie signor Sindaco, il Sindaco di Galtellì Giovanni Santoporco. Allora, Ornella D'Alessio, si è parlato di incontro di popoli, si è parlato di esperienza turistica all'insegna proprio della identità, dell'interscambio, dell'incontro tra culture e modi di vivere diversi. Questo può essere il di più che la Sardegna può offrire con le destinazioni di pellegrinaggio? Ma dunque penso che la Sardegna sia una terra di più, perché ha talmente tanto da offrire che questa è una delle tante meraviglie che la Sardegna offre. Tra l'altro, prendendo anche la domanda di Luisa Pozzar che aveva alzato la mano e riprendendo quanto diceva il sindaco, un valore forte è proprio la famiglia, perché questi territori sono così
adatti per le famiglie e quindi per poter educare alla bellezza e allo stupore fin da piccoli. La Sardegna è una terra magnifica, poco abitata, con tanta natura, la natura prevalente, e questa spiritualità fortissima che si respira anche passeggiando per i borghi, ed è un'occasione unica e imperdibile per le famiglie, per stare insieme, per gioire e, ripeto, per godere di questa apertura che la Sardegna sta facendo, come avete già detto voi, tra le prime in Italia, di aprire la sua bellezza a tutto tondo, come ha detto anche Monsignore, a tutti. E questo secondo me è un valore enorme, che veramente, come dire, testimonio a favore dei colleghi che si facciano poi portatori nelle loro riviste, perché è questo un aspetto unico e fortissimo di quest'isola, la spiritualità che è tangibile. Grazie Ornella. Andrei da Renato Tomasi, perché insomma la Regione ha un cantiere aperto su questo tema, tanto si è fatto in questi 10 anni, però dagli interventi che sono emersi tanto resta ancora da fare. Mi riferisco soprattutto all'intervento di Roberta Arriana, che diceva: nell'immaginario collettivo la Sardegna è quasi sempre solo mare, quindi solo estate, mentre la grande sfida è proprio quella che da 10 anni la Regione sta cercando di portare avanti. Renato, 2 minuti, perché poi dobbiamo passare a Monsignor Mura. Velocissimo, è evidente, come detto in premessa, che questa è una grande scommessa, passare dal mare a promuovere quei valori che hanno una certa intimità e quindi vanno scoperti e promossi in maniera corretta. Ci vorrà del tempo ancora, ma io credo che grandi passi li stiamo già facendo. Guardate che aver portato quel territorio del Sulcis, il territorio dove le miniere esistono da sempre, però a riposizionarle con un'immagine diversa per noi Regione, ma credo per tutte quelle 25 realtà amministrative, stia diventando una realtà. La rete di destinazione di pellegrinaggio è un altro obiettivo che chiaramente ha raggiunto una fase molto importante. Per rispondere anche alla domanda molto tecnica di Roberta, esistono dei pacchetti. Siamo un anno che lavoriamo con grande intensità a questo aspetto e abbiamo sperimentato nel corso di questi mesi già tutta una serie di proposte da mettere in vetrina quanto prima. La pandemia non ci sta aiutando chiaramente, però probabilmente per certi versi ci sta dando un lasso di tempo per essere pronti appena ce lo consentirà di stare proprio, come dicevo prima, sul mercato. Ci sono delle figure, delle competenze professionali, a cominciare dall'amministrazione di Galtellia, quella di Sant'Antioco, Dorgali e quant'altro, che hanno già messo a disposizione le competenze per essere pronti quando il mercato ce lo consentirà, spero, quanto prima. L'altro aspetto, e chiudo Paolo, è che è un cantiere aperto, è vero. Noi abbiamo da seguire anche altre progettualità, abbiamo fatto qualche accenno, abbiamo ancora 2 o 3 cammini di una straordinaria bellezza. Si parla del cammino 100 Torri, no? Un cammino straordinario che ci darà l'opportunità di realizzare il sogno di tanti, quello di camminare lungo il periplo della Sardegna, 1400 chilometri, che ci consentirà di incontrare oltre 140 chiese e di camminare su quelle stesse spiagge dove d'estate c'è il gran caos, ma con un riposizionamento di quel prodotto in maniera completamente diversa, dove là potremmo dimostrare che anche la spiaggia può, come dire, far emergere quei valori dell'ospitalità, della convivialità. E quel cammino, per esempio, è a un grande livello di progettualità e credo che lo presenteremo nelle prossime settimane. E per rispondere in contemporanea alla domanda sui giovani, questo cammino è frutto di una proposta di giovani, ingegneri, volontari. Spesso sono i volontari, no? A mettere a punto queste proposte progettuali. Da Galtellì a Iglesias a Sant'Antioco io incontro prevalentemente sindaci, ma soprattutto giovani, e questo è un grande segnale che sicuramente ci può portare
a fare quel ragionamento che è di riposizionare un po' questa Sardegna su quei valori veri che forse abbiamo dimenticato per tanti anni. E qua chiaramente con Carlo Cefaloni condivido tutto quello che è stato detto. Riposizioniamo e promuoviamoli in maniera autentica tutti questi valori, e credo che a questo punto anche la Regione potrà, come dire, vantare di avere sul mercato, passatemi questo termine, Sua Eccellenza mi passerà questo termine, un prodotto di straordinaria autenticità che senza scomodare le grandi definizioni di turismo sostenibile, turismo lento, turismo responsabile, noi con quei valori di ospitalità, condivisione, incontro, semplicità, mistero, forse tutte queste definizioni noi da sempre le avevamo e non ci siamo mai accorti di doverle promuovere nel modo corretto. Pertanto ringrazio tutti per tutti i suggerimenti e gli spunti che abbiamo ricevuto, e ho preso nota e credo che continueremo a darle il giusto valore. Grazie. Grazie Renato. Allora chiudo con Monsignor Mura. Credo che, a parte la proposta che è venuta da Luisa Pozzar dei Periodici San Paolo, che ci ha parlato dei parchi culturali ecclesiali, però a questo punto questa ultima progettualità si trasforma in una sfida per la Chiesa sarda, per le diocesi che devono credere in questo strumento sia come strumento di evangelizzazione, ma come abbiamo sentito anche come strumento di promozione umana, talvolta anche di promozione del lavoro, soprattutto a favore dei giovani. E questa è una sfida che la Chiesa sarda raccoglie, giocherà nei prossimi tempi? La gioca naturalmente perché è in mezzo alla gente, quindi siamo disponibili. Però non vorrei dimenticare, mi piacerebbe riparlarne con il dottor Tommasi, se mi consentirà, lo cercherò per questo, perché valorizzare vuol dire coordinare. Cioè il richiamo che mi piace, sono convinto anche a nome dei miei confratelli vescovi, alla Chiesa, alle chiese, alle diocesi, non può essere un richiamo semplicemente faccio l'esempio più assurdo e più estremo, consegnare la chiave di una chiesa e poi riprenderla. Valorizzare vuol dire coordinare vuol dire, come avviene per i parchi culturali ecclesiali, avviare un percorso in cui l'ultimo anello non sia quello che poi diventa necessario per garantire, almeno per il turismo religioso, per mantenere l'equilibrio di tutte le parti. Ecco, credo che su questo si può, come cantiere aperto, migliorare. Anch'io ho sentito molte cose belle, ringrazio delle riflessioni, però non voglio dimenticare, finisco, che se si parla di dare un senso o di ricerca di un senso, di un cammino che dà un senso, lento o veloce, ma chiaramente non può che essere lento, il cammino di fede anche turistico. Se si parla di incontro di volti, non si può non pensare a chi anima tutto questo. Ecco, la Chiesa in questo senso è disponibile a collaborare. Molto bene, grazie. Io penso che il dottor Tommasi raccoglierà sicuramente il suo invito, il suo appello. Allora, ecco, io starei un attimo qui su questo mosaico, perché vorrei chiudere questo webinar ringraziando veramente tutti della vostra partecipazione e vi vorrei dare nell'ordine veramente a tutti 10 secondi per un saluto finale. Mi piacerebbe chiudere veramente scambiandoci questo saluto. Andrei proprio nell'ordine del mosaico. Ornella, 10 secondi, proprio un flash. Grazie a tutte e a tutti, e la spiritualità non ha stagione. Carlo Cefaloni, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, io rinsaldo questo legame di fraternità e di rapporto di senso, di ricerca comune di un senso. Grazie. Matteo Piga, grazie. Grazie a voi, è stato importante e soprattutto, insomma, c'è tanto da costruire, credo che tutti quanti noi qua possiamo far tanto già da adesso, insomma. Giovanni Santoporcu, grazie signor Sindaco.
Grazie a voi, come diceva Tomasi, anch'io colgo gli appelli, anche quelli di Sua Eccellenza, che saluto caldamente, sicuramente avremo modo di vederci, e lancio questo messaggio, che sicuramente anche nel nome di questa forte spiritualità le nostre comunità non saranno che ancora più fervide e votate alla crescita. Grazie ancora. Grazie signor Sindaco. Giuseppe Deiana, grazie. Beh, io dico solo, parafrasando, cioè utilizzando le parole di Antonello Menne, del mio amico Antonello Menne, che è un grande pellegrino e camminatore, il cammino è vita, e spero di ricordare tutto questo anche nei prossimi cammini. Spero di poter fare quest'anno il cammino di San Francesco con tanta gente, non solo come è stato, con poche persone come è stato l'anno scorso. Spero che questo augurio sia insomma condiviso soprattutto anche da Monsignor Mura, che possano tornare i pellegrinaggi in questo periodo al più presto possibile, con tanti pellegrini e tanta fede. Benissimo, grazie Giuseppe. Luisa Pozzar, grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. Vi lascio con un augurio che mi sento di fare a questa bellissima terra che è la Sardegna, perché i suoi valori di accoglienza, di ospitalità, di bellezza e di condivisione possano veramente guidare ogni azione delle autorità, delle comunità, e costruire una Sardegna ancora più bella. Grazie. Giuseppe Matarazzo, Avvenire. Sì, un caro saluto, veramente grazie e complimenti per questa iniziativa. Prima non ho avuto il tempo, volevo approfondire una cosa su Nuoro, dove per esempio al MAN si stanno organizzando delle mostre molto belle che fanno scoprire una Sardegna assolutamente diversa. Adesso c'è Lisetta Carmi, che speriamo di andare a vedere, con una mostra bella che si intitola Voci allegre nel buio, ed è un racconto inedito di una Sardegna degli anni 60 e 70. Veramente riscoprire questa Sardegna credo che sia un passo importante che si ritrova in questa iniziativa che state portando avanti. Davvero complimenti, è un'altra Sardegna anche senza mare, ma che vale tantissimo. Grazie, grazie. Pietro Antonelli, Opera Romana. Grazie. I nostri fratelli ebrei dicono l'anno prossimo a Gerusalemme. Io dopo questa bellissima mattinata mi sento di dire l'anno prossimo in Sardegna, perché l'incontro con l'uomo e l'incontro con il creato ci porta all'incontro con il creatore, e quindi assolutamente sarà un'esperienza da fare e da promuovere insieme. Grazie davvero. Roberta Rianna. L'audio. No, mi sentite? Sì, adesso sì, certo. Allora, grazie a tutti, speriamo di sconfiggere presto il Covid e di tornare in Sardegna in piena libertà. Grazie, grazie. Renato Tomasi, 10 secondi. Per ringraziare tutti, condividendo e accogliendo il messaggio di Sua Eccellenza, perché anch'io lo considero un grande punto non di partenza, ma che andrà consolidato, perché il progetto possa andare davvero in porto in tutti questi territori straordinari. Grazie a tutti, e lo faccio anche portandovi il saluto e la condivisione straordinaria che l'assessore Gianni Chessa ha per questo progetto. Quindi grazie davvero a tutti. Grazie Renato Tomasi. Chiudiamo con Monsignor Mura. C'è una frase che mi piace molto e forse può essere il consuntivo di questo incontro: camminando si apre cammino. Ecco, credo che questo sia il senso anche del cantiere con cui abbiamo parlato. Grazie. Grazie allora a tutti voi che avete partecipato a questo webinar, che davvero è stato un momento di arricchimento per tutti noi. Prima della sigla io voglio ringraziare Ottavio Nieddu e Giulio Giambalvo per la vicinanza e per la pazienza con cui mi hanno guidato in questo webinar. La sigla, e ancora una buona giornata e tanti auguri. In Sardegna, un sottile filo lega la bellezza di borghi unici, incantati, con le loro chiese, le basiliche e i monumenti religiosi, alle storie di santi e beati, di miracoli, carità e devozione. È la Sardegna delle destinazioni religiose, con Luogo Santo, Galtellì, Dorgali, Orgosolo, Laconi, Gestori e Sant'Antioco, quella che si apre ospitale per far riscoprire le bellezze e la spiritualità del tempo. Per informazioni, destinazionepellegrinaggiosardegna.it